Dalla filanda al filato, storie di impresa e di famiglia, è il titolo dell'ultimo appuntamento della rassegna Sotto le stelle a parlar di Veneto, promossa dalle Pro Loco del Decumano, che si è svolto alla filanda di Salzano venerdì 9 ottobre. Quest'anno purtroppo, per ovvi motivi, come tutti sappiamo, il Covid ci ha un po' tarpato le ali e quindi non volevamo sparire dal tessuto del territorio, del tessuto sociale, e dare un segnale che le Pro Loco ci sono e sono vicine, anche se con dei numeri nettamente inferiori a quelli a cui siamo abituati nelle nostre manifestazioni. Questa è l'ultima delle serate organizzate col Decumano e siamo qui all'interno della filanda Romania Cur, adesso in sala Cariolato, la prima sindaca donna del paese, a cui è stata da poco intitolata la sala, e questa sera parliamo di tessuti, realtà sociale e industriale, qui in una location perfetta perché siamo proprio dentro alla filanda. Una storia di emancipazione femminile che risale al 1800. Siamo proprio in una stanza storica della nostra filanda dove dava lavoro a un sacco di gente durante un'epoca che sicuramente è un'epoca patriarcale, dove sicuramente la gente non andava, specialmente le donne non uscivano di casa, quindi era un po' un qualcosa di emancipazione femminile veramente portata in risalto in quegli anni là. Se pensiamo che si parla del 1850, 1870 circa, quindi immaginate com'è. Ma la storia del tessile a Venezia è ancora tutta da scoprire. È fatta di punti fermi che io ho cercato di collegare questa sera con un fil rouge, diciamo, visto che siamo in una filanda di seta naturalmente, raccontando un po' cosa lega Venezia al tessile, alla moda e oggi alla nostra realtà aziendale che è la Rubelli. Pur avendo la tessitura ormai spostata nel comasco, che è la zona vitale, perché purtroppo qui a Venezia non sarebbe stato possibile farla fiorire e modernizzarla e renderla industria 4.0 ma le nostre radici sono assolutamente veneziane, la nostra sede è a Venezia e siamo un'azienda veneziana a tutti gli effetti. E cosa vuol dire oggi realizzare un prodotto così particolare? È una via di mezzo tra scienza ed arte. Bisogna saper trovare il giusto equilibrio o rimbalzare, intrecciare scienza ed arte, tradizione ed innovazione per inventarsi sempre qualche cosa di nuovo, ma guardando al passato, perché tantissimo è stato fatto in passato. La tecnologia oggi ci aiuta in qualche modo non solo a imitare ma a superare il passato, con design contemporaneo, tessuti pensati per gli utilizzatori di oggi e non di ieri.